Buonasera, ben ritornati cari telespettatori. Ufficialmente riprende la diretta serale, a parte la prossima settimana che la dedicherete anzi al calcio, ben venga. Adesso invece parliamo di problemi che ci riguardano molto da vicino, di cui si sottace un pochettino troppo secondo me, soprattutto le notizie dei media nazionali hanno ben altro di cui parlare, invece voi dovreste saperle certe cose perché riguardano veramente tantissime persone, migliaia e migliaia di cittadini. Di che cosa si tratta? Si tratta dei tagli lineari, da un lato, che sono stati effettuati, proposti, variati un'infinità di volte dal governo Monti, che hanno visto come vittime predestinate inizialmente, prima di tutto, in primis tutti quanti noi cittadini, con una tassazione allucinante. Ci sono aziende che abbiamo avuto modo di interpellare che alla fine dei conti, tirato una linea, sono arrivate addirittura a superare il 90% di tassazione, e anche studi professionali, quindi dalle aziende, ai liberi professionisti agli artigiani. Tra parentesi, purtroppo notizia anche di quest'oggi, ieri un altro professionista, un artigiano in provincia di Treviso, che si è suicidato perché collassava dai debiti. Ma nonostante i cittadini siano vessati dalle tasse, nonostante ci siano grandi difficoltà, si parte sempre dal basso più basso, e quindi perché non vedere anche i piccoli comuni, le piccole realtà, i comuni stessi anche un po' più grandi, e quindi la spending review, i tagli della spesa pubblica, hanno incominciato proprio da questi, e in modo anche importante. Prima con una tassazione i cui esattori ben sapete sono i comuni, che è quella dell'IMU, tanto vituperata, da un lato in parte necessaria, però attenzione, aumentare anche la seconda rata quando già i cittadini non ce la fanno con la prima, soprattutto quando si parla di seconda casa, e molti di voi sono già intervenuti dicendo siamo pensionati, ho fatto sacrifici per avere una casetta, una piccola rendita che mi aiutava in una pensione minima, insomma tutto sappiamo cosa vuol dire una casa per una persona. E poi soprattutto i comuni che non hanno tratto giovamento, perché la maggior parte dell'imposta si sa che va alle casse dello Stato. E poi questa benedetta questo limite che abbiamo alla spesa, che i comuni hanno alla spesa pubblica, che non possono andare oltre un certo segno, perché? Perché non si può fare, lo abbiamo spiegato più volte, e quindi ci sono dei limiti anche lì nell'intervento, nel pagare i fornitori, nell'effettuare dei lavori importanti, patto di stabilità. Questo tanto odiato patto di stabilità. Ma cosa vuol dire tagliare ai comuni più piccoli, oppure ai medi comuni, ai grandi comuni? Perché attenzione, ad agosto ci sono stati due momenti molto significativi: una manifestazione molto forte dei comuni in generale, quindi dell'ANCI a livello nazionale, e dall'altro il 27 agosto, 29 agosto un'altra manifestazione organizzata dall'ANPCI, di cui parliamo proprio quest'oggi, che sono i piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti, che hanno manifestato anche a Roma in modo forte contro il governo, perché il governo è arrivato a dire adesso vi accorpiamo, vi raduniamo, perdete questa identità, non si sa bene come andrà a finire le cose, lo capiremo questa sera. E cosa vuol dire? Vuol dire che i comuni più piccoli, ci sono cittadini, questi cittadini naturalmente avranno meno servizi. Meno servizi cosa vuol dire? Magari quella scuola che aveva bisogno di essere messa a posto, sistemata, quella scuola materna, quella strada che aveva bisogno di un intervento, quei servizi agli anziani, quelle strutture di trasporto e tante altre piccole ma grandi cose per chi vive al limite ormai, non possono più essere forniti perché non ci sono finanziamenti, perché quella piccola realtà non esiste, perché deve fare conto con realtà limitrofe e andare a un accorpamento. Di che numeri stiamo parlando? Numeri importantissimi, veramente rilevanti, ma ci spiegheranno tutto nel dettaglio i nostri ospiti. E questa serata la voglio anche di approfondimento alla luce di un'assemblea annuale importante che si è svolta in provincia di Verona, nel comune di Nogarole Rocca, che ha fatto un po' il punto di questa situazione, e in cui sono state lanciate anche delle, tra virgolette, minacce da parte della Presidente nazionale, ma le sentiremo, quindi dovete seguirci. Vi presento i nostri ospiti in studio, quindi ben arrivato al nostro Oscar Tosini, referente nazionale Veneto ANPCI, grazie di essere qui con noi. Ben arrivato Luca Trentini, sindaco di Nogarole Rocca, che ha ospitato la manifestazione. E a tutti i telespettatori. Grazie. Marco Brisighella, organizzatore di questo evento, che non è stata una festa perché non era troppo festosa la situazione, però comunque è stata una manifestazione importante, tra l'altro assessore ai lavori pubblici sempre nel comune di Nogarole Rocca. E ben arrivato anche Virgilio Barzan, vice sindaco di Vajont, in provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Grazie anche a lei di essere venuto, anzi ci fa molto piacere perché
con grande godimento di molti telespettatori, finalmente abbiamo una rappresentanza in studio, vedete, del Friuli Venezia Giulia, quindi possiamo anche fare delle comparazioni con ragion veduta. Allora, prima di cominciare a vedere, di approfondire questi temi, e sono tanti perché vogliamo spiegarvi bene come stanno le cose, vediamo i tagli lineari in generale che sono stati fatti, quindi parliamo anche di comuni un po' più grandi, giusto perché così coinvolgiamo tante persone. Vediamo questo servizio dal TG3, seguiamolo insieme. Centinaia di sindaci si sono dati appuntamento oggi a Roma vicino al Palazzo del Senato per protestare contro la spending review e la chiusura di piccoli tribunali. I tagli lineari sono sbagliati, ha detto Graziano Del Rio, presidente dei comuni italiani. Sentiamo Sara Segatori. Il risanamento del Paese noi lo stiamo già facendo, abbiamo già risparmiato più di 20 miliardi di euro, si facciano le scelte giuste però, non si può usare un metodo sbagliato che porterà in crisi i bilanci e i servizi. Scendono in piazza i sindaci, arrivano a Roma da tanti comuni d'Italia, sono di destra, di sinistra e di centro, contestano il decreto della spending review, azzerare gli sprechi va bene, dicono, ma così si rischia di incidere sui servizi essenziali. Il rischio è che se il governo non rivede il meccanismo della spending review, invece di avere tagli agli sprechi avremo tagli ai servizi ai cittadini o nuovi aumenti di tasse locali o molti comuni che andranno in default. La protesta a 2 passi dal Senato, dove è in discussione il provvedimento governativo. I primi cittadini contestano soprattutto il metodo dei tagli previsti dal governo. Basta colpire chi ha già contribuito in larga misura, dicono. Il problema sono i tagli lineari, i tagli che colpiscono tutti gli enti locali, i comuni, in modo indiscriminato, senza considerare i comuni che spendono bene, che hanno già risanato i loro bilanci, mettendo sullo stesso piano gli spreconi e coloro che invece investono con oculatezza e con attenzione le risorse dei cittadini. In piazza con i sindaci anche molti avvocati protestano contro il decreto della spending review che prevede la soppressione dei piccoli tribunali. Intanto dal governo arriva una rassicurazione alle province che ieri avevano lanciato l'allarme. Con questi tagli la riapertura delle scuole è a rischio, avevano detto. Il ministro dell'istruzione Profumo rassicura, l'anno comincerà regolarmente. Eh sì, perché poi oltre ai comuni medi, grandi, comuni piccoli, ci sono anche le province, anche quelle dovremo vedere che fine fanno. E allora, Sindaco, incominciamo da lei, questi tagli lineari, perché un po' ci estendiamo un po' a parlare di tutto, potete farlo anche come cittadini, oltre che come rappresentanti dei vostri comuni. Ma mi sembra che il servizio renda bene quali sono i problemi più gravi che con questa normativa si sono creati, si stanno creando. Non c'è ombra di dubbio che la situazione generale del nostro Paese è tale per cui dei sacrifici si impongono per un risanamento. Il problema vero è il metodo e il come e il dove si vanno poi a fare i tagli e si fanno i sacrifici per poter risanare. Il discorso dei tagli lineari è il vero problema che da tempo, ma da parecchio tempo e adesso si sta acuendo sempre di più, i comuni contestano. I comuni devono, è impossibile insomma, arrivare qui a dire che i comuni sono tutti assolutamente virtuosi. I comuni devono fare la loro parte, ma bisogna farla, questa parte, tenendo conto, come diceva anche il sindaco Alemanno, che i tagli vanno fatti soprattutto su chi sta sprecando o chi sta spendendo troppo rispetto ad una media. Questo tutti si aspettavano, ecco, si sarebbero aspettati. Ma è vero, insomma. è questo il problema, si sarebbero aspettati tutti una manovra di questo genere anche per introdurre il cosiddetto criterio di equità. Il risultato concreto invece è che le manovre si fanno le più semplici possibili. Io capisco che per la Ragioneria Generale dello Stato questa manovra sia molto semplice da fare. 2 calcoli in proiezione e si risparmia, non lo so, il 5% su tutti i comuni. Il tema vero è che il 5% per dire della spesa tolto a chi è già all'osso significa tagliare concretamente servizi essenziali. Il 5% tolto a chi sta spendendo e spandendo significa che sostanzialmente si continua in quel caso o in quel comune a spendere e a spandere. Quindi il tema vero è che bisogna fare dei tagli dove ci sono gli sprechi e lasciare che chi amministra con efficienza ed efficacia abbia le risorse disponibili o addirittura ne abbia anche di più, perché magari è già sottodotato adesso.
Cosa dice lei come regione a statuto speciale? Lo chiedo perché tante volte si è puntato il dito nel Veneto, dall'altro in questo momento poi si sa che c'è stato anche un movimento abbastanza forte per l'indipendentismo della regione da un lato, si è parlato poi di macro regione, di annessioni, insomma, quindi come rappresentanza di una regione a statuto speciale avete dei giovamenti o subite i tagli lineari in ugual modo? Lo spieghi bene a chi non vive in quella regione. È un po' difficile spiegare il meccanismo della nostra regione perché i tagli, essendo una regione autonoma, ha la facoltà di agire sia sugli enti locali che sugli enti di secondo grado. Quindi i tagli da noi sono diversi che i tagli lineari da Roma. Quindi non mentre riguardano tutte le regioni a statuto ordinario. Sono trasferimenti regionali che vengono fatti in base a dei parametri un po' diversi da quelli che fa Roma verso i comuni normali, quindi è molto difficile spiegarlo. Però anche da noi si sentono questi tagli e probabilmente il prossimo anno saranno ancora maggiori, quindi i nostri comuni non è che siano diversi dai comuni del Veneto in fatto di trattamento, sono diversi nella modalità, ma alla fine il risultato è lo stesso. Ci troviamo con dei comuni che avranno delle grosse difficoltà a chiudere i bilanci, non sapremmo come chiuderli e il tutto è così, non si è certi di niente, si viaggia in pratica navigando a vista. Ecco, cercando di dare una risposta anche, magari chiedo a lei dopo, anche lei, potete intervenire naturalmente il messaggio che è arrivato che suggerisce di tagliare i soldi a Roma, quindi praticamente di non girare finanziamenti, che è stata un po' una boutade che ha fatto un esponente del PDL, l'ha fatta però poi non pagate l'IMU, aveva incitato, no? Però poi ovviamente uno dice sì, ma cosa mi succede se non lo faccio? Ma guardi, quel messaggio che ho appena letto ha pienamente ragione. Ha pienamente ragione perché i costi della politica non sono certamente nei nostri comuni, le poltrone politiche non sono certamente poltrone costose come qualcuno ha detto, ma i veri costi della politica sono a livello nazionale. Sono lì che abbiamo gli sprechi. Io a quel telespettatore che ha mandato quel messaggio volevo dire: guardate, la nostra associazione fa di tutto per combattere questi sprechi, fa di tutto. Un sindaco di un piccolo comune fa il sindaco perché è innamorato del suo paese. Perché diventa, dal momento che decide di fare il sindaco, diventa un volontario della pubblica amministrazione, come del resto tutta la sua giunta. Lo fa quasi per nulla e sono pronto a confrontarmi con qualsiasi telespettatore di che cos'è l'indennità di un amministratore, di che cos'è l'indennità di un sindaco di un piccolo comune. Allora si capisce il perché e si capisce dove sono veramente gli sprechi. Io credo che più Però allora perché un governo, quello che si chiede di cittadino, perché un governo fatto di persone, di tecnici, persone iperlaureate, specializzate, docenti universitari, prende un provvedimento di questo genere? Perché non conosce la realtà locale, non conosce le spese, oppure c'è stato veramente sono 2000 piccoli comuni, in questi 2000 piccoli comuni hanno ravvisato uno sperpero in certe realtà, magari non in alcune ma in altre, cioè ci sarà una ragione, perché non penso, oppure si è proceduto con mannaia? Guardi, io per la mia esperienza e per il mio ruolo che ricopro ho avuto spesso da incontrarmi con funzionari di Roma per discutere appunto dei piccoli comuni. Ho avuto modo di incontrarmi con qualche ministro, non certamente con questi ministri tecnici, ma con altri ministri che occupavano in quel momento quel ruolo, e mi sono accorto di una cosa, che la totalmente non conoscenza delle problematiche dei piccoli comuni, ma dei comuni in genere. Ma però mi lasci dire, però vedete, a livello di macro ragionamenti, è vero che ci sono degli sperperi anche nei piccoli comuni, è vero, perché conosco dei comuni, potrei fare il nome dei comuni, non certamente la regione di questi comuni, dove hanno
un dipendente ogni 50 abitanti, dove hanno dei dirigenti ogni 3 dipendenti. Questo, ma allora se sei all'altezza veramente di governare, se sei un governo tecnico e sei all'altezza di governare, io credo che ti devi attorniare anche di dirigenti, di funzionari esperti che conoscano il territorio. Perché allora sarebbe troppo semplice, ed è troppo semplice come sta facendo questo governo tecnico, di dire facciamo dei tagli lineari. Ma voglio dire, se li conosciamo noi questi problemi, non vedo e non capisco perché altri non li devono conoscere e prendere dei provvedimenti. Assolutamente. La differenza è... Prego, dica. Sì. Dico, io ho una brutta opinione della pubblica amministrazione, anzi direi una pessima opinione. Governo dei tecnici, ok, governo dei tecnici. Cosa hanno fatto nella loro vita questi tecnici? Proviamo a analizzarli, quello che hanno fatto nella loro vita. Il dipendente pubblico, pagato fior di milioni, strapagato. Questa gente non ha mai amministrato manco una proloco del loro paese e si permette di governare e di amministrare uno Stato. Questo è il succo della questione. Quindi pochi la piedi gente non per non terra ha nella realtà. fatto una gavetta politica. Uno che non ha fatto mai una gavetta politica non si deve lasciare amministrare. Chi crede di essere questo? Il Padre Eterno. Assolutamente. Il Padre Eterno calato dal cielo si siede là sulla poltrona di primo ministro. Io sono il quarto Monti della Repubblica Italiana. Ecco, cosa sono il quarto Monti della Repubblica Italiana, mi permetto di governare perché so più di tutti, perché sono il laureato, perché sono il bocconiano, perché ho l'Europa in mano, perché questo e perché quello. Ma cosa hai amministrato tu nella tua vita? Però l'hanno scelto, gli hanno dato credito anche in Europa. E sei adesso... mai sceso a far spesa sotto casa? Non sei mai sceso a far spesa sotto casa. Un attimo le interrompo dalla parola prima della pubblicità che dice. Sono completamente d'accordo anche con l'amico sindaco. Cioè, la gavetta è fondamentale. Credo che la gente debba anche sapere cosa vuol dire amministrare, di qui la gavetta, non amministrare in un piccolo comune. Significa tutti i giorni, indipendentemente se sei sindaco, se sei assessore, se sei consigliere, tutti i giorni deve presentarti chiaramente con gli impegni dello studio o del lavoro e devi essere presente. La gente deve sapere che un consigliere comunale di un piccolo comune prende 18 euro lordi ogni volta che c'è un consiglio comunale. Figuriamoci che nei piccoli comuni e comunque sotto i 5.000 abitanti i consigli comunali se ne faranno, diamo tanti numeri, 10 all'anno, si può capire quale spesa sarà per lo Stato questi 10. Ecco, voglio dire, anche entrando nel merito della democrazia, quando questo governo taglia, anzi non questo governo, magari poi il sindaco mi corregge, non questo governo ma l'altro governo taglia i consiglieri comunali nei piccoli comuni, dove i consiglieri comunali sono quelli che danno una mano allo stradino a mettere sul cartello. Voglio dire, al di là che è importantissimo la mancanza di democrazia in consiglio comunale, di dibattito e di confronto, ma cosa risparmia? Cosa risparmia? Ecco, cosa secondo voi anche risparmia, quindi cosa ne pensate? Fate le vostre riflessioni perché questo vuole essere un momento di confronto ma anche per portare delle questioni e farvi riflettere. Nel frattempo andiamo con la pubblicità, pochi secondi. Eccoci qua, un'avvertenza per la sopravvivenza dei piccoli comuni, la sopravvivenza di molti cittadini. Abbiamo già un telespettatore in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Vicenza. Prego. Senta, io volevo dire una cosa. In Italia ci sono tanti comuni, ok? Ci sono qualcosa come 7.000 comuni o giù di lì che fanno l'Italia. Allora, la maggior parte di questi comuni, stiamo parlando più del 60%, ok, si trovano nel nord Italia e sono comuni fatti da 1.000, meno anche di 1.000 abitanti.
Allora, cominciamo a tagliare questi comuni nel nord Italia, ok? Dopo scendiamo giù, arriviamo a Roma, ci mettiamo un bel po' di persone là a Roma, cacciamo fuori tutti i parlamentari di destra, di sinistra, di centro e quant'altro, ok? Poi andiamo giù, andiamo al sud e andiamo a risolvere altri problemi là cacciando un po' di gente, perché su questo paese qua, cari signori, che ognuno dice la sua, se non ci mettiamo tutti insieme, nord, sud, centro, ovest, est e quant'altro, ok? E non ci mettiamo a fare delle manifestazioni ma fatte bene, fatte per farci sentire, ovviamente senza fare violenza, però farci sentire, ok? Far sentire la voce del popolo italiano, no che ognuno scrive il messaggio, qua stiamo finendo, c'è l'IMU e questo e quello. Qua ci stanno rovinando tutti, ma non è la gente che non paga le tasse, non è la gente che lavora, è quelle persone che ci amministrano, i politici. Ho sentito prima per televisione il tesoriere del PD, l'hanno messo agli arresti domiciliari. Sapete dove l'hanno messo agli arresti domiciliari? In un convento, sì. Perché si è rubato i soldi, l'hanno messo in un convento, ma mettilo in galera insieme a tutti i carcerati, fagli vedere cosa vuol dire la galera. Allora, concludo, quello che voglio dire io, si dice dalle mie parti, perché io non sono del nord, e chiacchiera se magno vento, è chiaro il discorso, certo, le chiacchiere non servono a niente, noi possiamo parlare come quanto vogliamo, ma se non ci mettiamo tutti quanti, perché l'Italia è un grande paese, l'Italia è fatto da persone veramente eccezionali, allora se non ci mettiamo tutti quanti insieme, cari signori miei, ok, e non andiamo a Roma a farci sentire, è inutile che siamo là a chiacchierare, a dire questo e quello, è stato Berlusconi, è stato Prodi, è stato quello, è stato quell'altro. E poi, ritornando al discorso di Monti, cosa deve fare Monti? Se quelli che hanno governato prima hanno rovinato tutta l'Italia, da 30 anni che mangiano, Monti cosa deve fare? Per forza di cosa ha dovuto aumentare le tasse? E allora non stiamo a prendercela con Monti, prendiamocela con chi ha governato prima, che ha governato male. La ringrazio e buonasera a tutti. Grazie del suo intervento, lo ringraziamo molto. Vuole aggiungere qualche cosa alla telefonata? Dopo anche lei, perché giustamente mi sembra doveroso, cosa dice? Per rispondere al telespettatore. Capisco il telespettatore che c'è un'onda che è questa, c'è una forte e diffuso malcontento, una forte diffusa ma forse sofferenza. A livello del governo non è percepito questo malessere, mi viene anche il sospetto. Mi riallaccio alle ultime battute del telespettatore che dice dobbiamo protestare. Io credo che dobbiamo andare anche oltre la protesta, perché con la sola protesta e prendendosela con chi ha governato sicuramente attribuiamo delle colpe, ma qui il problema è di trovare delle ricette per andare fuori dalle situazioni in cui siamo. Allora, il tema vero è, calandolo sul nostro tema, sul nostro argomento, è che noi vorremmo che ci fossero delle riforme fatte anche sugli enti locali che siano tali, sì, da razionalizzare la spesa, ma non dobbiamo dimenticare che dobbiamo comunque dare una rappresentanza anche ai cittadini e dobbiamo dare dei servizi. Perché diventa troppo facile in questo momento dire cacciamo a casa tutti, che tutti mangiano. Il problema vero è che poi dall'indomani mattina occorre comunque qualcuno che ti porti a scuola i ragazzini, che ti gestisca i servizi locali, che pensi ai servizi sociali, che pensi a tutte quelle funzioni che per esempio sono in capo a un comune. Allora il tema vero è quello di come fare delle riforme che riescano a, come dire, qualificare la spesa, ridurla, far sì che i 100 euro di tasse pagate dal cittadino siano spesi nel miglior modo possibile, rendendo al cittadino dei servizi veri e costando il giusto. Ed è fuori di dubbio che anche nel comparto dei comuni si possano fare delle economie. Quello che, torno a ripetere il ragionamento di prima, che si contesta è che non c'è una riforma vera e propria, ma si va avanti con provvedimenti d'urgenza che possiamo capire. Insomma, Monti, anch'io non getto la croce addosso solo a Monti, perché insomma, se abbiamo recuperato quel minimo di credibilità, in fondo è un governo a termine, doveva fare poche cose in poco tempo.
Quello che manca veramente è un governo politico che sappia impostare una riforma vera e propria, che non possiamo chiedere ovviamente a chi sta governando. No, quello che forse i cittadini, ma anche sui più versanti è emerso, dopo passo la parola anche a lei giustamente, è questo, che si immaginava che un governo avulso dalla realtà politica, dove appunto, come diceva anche il nostro telespettatore, poi tanti hanno mangiato il mangiabile, poi continuerebbero a farlo perché tanto sono dentro dei meccanismi, e non solo i politici, perché poi tutta la burocrazia che sta dietro, un governo avulso da questo avrebbe potuto, con decreti, come vuol fare degli interventi che sarebbero dovuti andare a colpire proprio dove c'era e c'è questo grande marciume, e non andare a colpire i soliti noti. Perché? Perché abbiamo ammazzato un'economia, abbiamo ridotto e ridurremo sempre più un paese veramente alla mercé dell'acquirente che vorrà fare l'affare, l'acquirente del lontano oriente che vorrà fare l'affare, il colpo grosso. Questo che dispiace. Se un governo di tecnici non è riuscito a fare questo, ma a fare solo certe politiche, doveva abbassare, mettere una soglia, il solito discorso ai redditi dei politici, quelli più alti, o comunque a determinati redditi di persone in pensione che avevano una pensione sproporzionata, si parlava di un tetto, e tu governo tecnico non sei riuscito a fare questo, c'è la delusione, l'amarezza, ma allora chi lo può fare? Il popolo in rivolta? Probabilmente sì. Ecco, questo che volevo dire, perché quando le persone si arrabbiano, 1, 2, 3, poi fanno catena, abbiamo visto quello, il Movimento 5 Stelle, che cosa muove sotto, come, in che termini? Si rischia? Chiudo il mio intervento dicendo che comunque il Movimento 5 Stelle, piuttosto che altri movimenti, alla fine bisogna arrivare ad avere delle proposte di riforma. Concrete, ma assolutamente. Se non ci sono proposte di riforma e c'è solo protesta, chiaramente finiremo col dare dei forti segnali, ma non abbiamo risolto il problema. E io credo che noi da amministratori locali abbiamo, ecco, anche nella 3 giorni di Nuova Rocca è stata una 3 giorni caratterizzata dalla protesta e dal fatto che abbiamo messo di fronte al Parlamento e al Governo tutta la sofferenza e il disagio che stiamo vivendo. Però bisogna andare a una proposta forte sulla quale incalzare il Governo o il governo tecnico o quelli che verranno, perché dobbiamo avere delle risposte nell'interesse non tanto del singolo, credo che nessuno di noi qui sia qui per difendere il comune inteso come poltrona, ma per avere delle risposte nell'interesse dei cittadini, perché in fondo il comune e i cittadini sono la stessa cosa, sono 2 facce della stessa medaglia. Assolutamente. Prima di passare la parola, signor Sindaco, c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì. Buonasera ai suoi ospiti, Roberto Serra, salve. Buonasera, dove chiama? Sto chiamando a Spilimbergo. Perfetto, benissimo. Allora, forse non ci si rende ancora conto, io adesso ho acceso adesso la televisione, ho sentito i primi dibattiti, ho sentito parlare di tagli, di comuni, di tutta una serie di robe che vengono fuori, domanda forte e quant'altro. Io chiedo solo questo alle persone che sono in studio. Abbiamo 1,5 milioni di personaggi che sono stati inventati dalla politica e piazzati in tutte le municipalizzate, cioè di amministrazioni, fondazioni, in tutta una serie di componenti di questo Stato dove noi contribuenti li paghiamo senza che questi qua operino o creino ricchezza all'interno di questo Paese. La domanda che io vi pongo, perché questa gente qua ci costa a noi della bellezza di 60-70 miliardi di euro l'anno, vale ancora la regola, e per quello la proposta forte che vorrei che voi delle istituzioni andaste a fare nei confronti dello Stato, vale ancora la regola che magari un Mario Sentinelli continua ancora a prendere 80.000 euro di pensione al mese, vale ancora la regola che dobbiamo pagare e sobbarcarci per diritti acquisiti in un momento come questo dove non possiamo più permettercelo personaggi che portano a casa 30.000 euro al mese, vale ancora la regola che quel 1,5 milioni di persone inventati dalla politica continuano ancora ad occupare quelle cariche e l'economia reale sta sprofondando sotto i colpi del martoriamento delle tasse e quant'altro, dove abbiamo le aziende che sono tassate anche sugli utili pari al 70%, vale ancora la regola che abbiamo fermato un'economia, vale ancora la regola che io, padre di famiglia, va bene, debba fare i salti mortali per mantenere questo Stato ladro. Chiarissimo. La domanda che io voglio porvi a voi, visto e concesso che vi siete messi una croce addosso e vorrei che la faceste vostra come proposta, il vero patto di ferro che bisogna fare adesso è quello di ridurre le spese di quella componente di Stato che a mio modo di vedere le cose oggi non produce, e tu lo puoi fare tranquillamente tagliando gli stipendi. Se poi penso ai 536.000 bevi pensionati che mi sto ancora mantenendo io, sapendo che questa gente qua svolge anche il secondo lavoro, a me personalmente da cittadino onesto, da grande lavoratore, è quello che noi vogliamo. Cominciano a stufarmi tutta la storia. Io vi ringrazio a voi e vi auguro una buona serata. Grazie signor Roberto. Tra l'altro Friuli Venezia Giulia. Allora lei la parola. Roberto, visto che siamo abbastanza vicini di casa, voglio dirti che quello che hai detto è perfettamente coincide con le mie idee, e pertanto io dico una cosa soltanto, che il popolo deve riappropriarsi del potere.
da 50, 60, 70 anni, forse anche di più prima, ma io sono del 50, quindi non vado tanto indietro, il popolo è sempre stato preso per i fondelli, sempre. La democrazia è una finzione, gliel'hanno sempre inculcata come una finzione, perché con la scusa della democrazia queste grandi menti eccelse che abbiamo avuto 30, 40, 50, 60 anni fa hanno creato quello che Roberto ha detto, i baby pensionati, i pensionati di 29 anni, la pensionata è una delle più giovani d'Italia in Friuli, dell'85 all'età di 29 anni. Mamma mia. Pensionati strapagati, con pensioni fuori da ogni controllo, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 mila euro al mese. Ma io dico, cosa ha fatto questa persona per meritarsi tanto? In nessun paese civile al mondo occidentale che conosco io esistono queste cose, che definirle medioevali è poco. Io definisco dei ladrocini. Ho parlato con alcuni onorevoli, tanti senatori, perché non sono nato ieri, quindi ho un po' di esperienza, e mi sono sempre sentito dire il diritto acquisito, il diritto di derubare il popolo con oltre i 4 o 5 mila euro al mese di pensione non esiste. Certo. E parlando non con l'intelligenza ma con la pancia del popolo, io che frequento molto anche il popolo, il detto comune è che la gente, quando non avrà più da mangiare, quando non avrà più la possibilità di fare la spesa, andrà in posta in fianco a quello che riscuote i suoi 10.000 euro e gli dirà: caro signore, i tuoi 10 mi sembrano un po' troppi, dovrai versarne 5.000 su questo conto corrente. Ma perché? Perché sai, hai il bambino che va a scuola, non si sa mai che attraversi le strisce pedonali quando io passo con il camion. Me le dice un po' ecco, una situazione di esattamente rivoluzione sociale all'interno della Con le buone società. maniere probabilmente non si riuscirà a ottenerlo, si dovrà ritornare al 1792 con Robespierre e la ghigliottina. Che cosa risponde lei, assessore, anche leggendo il messaggio che è appena arrivato, un giovane deluso dalla politica, un giovane di Pordenone che ci scrive che è deluso dalla politica perché cioè non ci sono più valori, non ci sono più rappresentatività. Tutte le motivazioni, insomma, ecco, credo che cioè, se questo è lo specchio... perché infatti le notizie anche di quest'oggi che ci arrivano ci mostrano non è facile neanche per noi nei piccoli comuni tutti i giorni, insomma bisogna avere delle spalle, bisogna avere forse qualche anno come abbiamo noi per poter continuare avanti. Sì. Diceva prima il sindaco, ci sono stati degli anni allegri a definire poco, adesso ne paghiamo le conseguenze, le pensioni. Ragazzi qua 40 anni, io ho lavorato 40 anni, adesso mi venissero a dire sai, facciamo un'altra decina. Cioè, voglio dire, dipende certamente da lavoro a lavoro, parlo del lavoro più manuale. Ma una delle aspettative, si costruisce dei sogni da realizzare nella vita, cioè cambiare le regole dei giochi, oddio, è pesante, soprattutto perché io penso che se lei, qua torniamo a un discorso che comunque non è il tema attuale, permane al lavoro anche come libero professionista, comunque non dà margine e spazio per quel poco lavoro che resta a un giovane, c'è poco da fare, questo è un dato di fatto. Certamente, c'è anche quell'aspetto lì, certamente. Che il giovane che poi dovrebbe pagare i contributi per mantenere lei e altri attivi insomma nel mondo. Altro problema che nei piccoli comuni, il sindaco lo sa benissimo, tutti i giovedì pomeriggi, che è il giorno in cui noi riceviamo il pubblico, sono sempre di più le persone, soprattutto i giovani, che voglio dire, quando vengono dal sindaco o dall'assessore vuol dire che ormai hanno girato tutte le agenzie del lavoro, ha girato tutte le aziende, ha girato tutte le opportunità che ci sono, ecco. Per cui mi sento di dire che non solo condivido, ma sono preoccupato quanto è preoccupato quello che ha mandato il messaggio. Assolutamente. Poi vorrei rispondere anche all'altro messaggio che dice non andate a votare, perché anche questa è una provocazione, però vediamo quanto ci sta e quanto invece può essere da un lato deleterio e può lasciare spazio ad altri. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.
Allora, eccoci qua. Prima di sentire un po' di commentare anche la provocazione del nostro telespettatore che ha scritto un messaggio dicendo non serve andare a distruggere niente, semplicemente non andate a votare, volevo il commento da parte dei nostri ospiti, ma anche voi cosa ne pensate? Sentiamo la provocazione invece molto forte, ha parlato di commissariamento, addirittura la Presidente nazionale dell'ANPCI, Franca Biglio. Sentiamo insieme l'intervista. I piccoli comuni italiani si sono riuniti a Nogarola e Rocca in questo weekend per dare battaglia. Quali sono le finalità di questi incontri? La finalità principale riguarda le risorse e l'autonomia. I piccoli comuni non hanno più capacità finanziaria, non saranno più in grado entro la fine di questo mese di approvare gli equilibri di bilancio, ma potranno solo più approvare gli squilibri di bilancio. L'altro problema è l'autonomia. L'autonomia gestionale e decisionale in capo ai comuni, come è stata confermata nel periodo definito trionfo del territorio, cioè dopo le elezioni politiche del 92 che avevano segnato la fine della Prima Repubblica, ma spostato il baricentro politico dal centro alla periferia, ebbene quel periodo è finito e l'autonomia non c'è più. Il problema nostro sarà dimostrare l'economicità, perché nel momento in cui noi gestiamo servizi e funzioni nella massima economicità, con attenzione, con oculatezza, col buonsenso del padre di famiglia, sarà difficile riuscire a tagliare quello che già abbiamo tagliato in percentuale massima. Colleghi sindaci, noi non possiamo più subire fino a questo punto. La proposta è, e vediamo oggi cosa viene fuori dall'Assemblea, possiamo essere tutti d'accordo nell'essere inadempienti? Non applichiamo più le normative, ci vengano a commissariare tutti, vediamo che cosa faranno. Bella proposta forte è quella della Presidente nazionale. Che cosa ne è emerso poi? Perché noi abbiamo fatto l'intervista ad assemblea appena iniziata, poi non sappiamo che cosa è successo, che decisione avete preso, che come dire a questo punto non applichiamo la normativa, non paghiamo neanche le tasse, non diamo i soldi a Roma, insomma ribelliamoci. Certo. Cosa è successo, cosa ne pensate? Poi sentiamo anche lei, Sindaco. Ma guardi, prima di tutto le devo dire che io partecipo spesso alle manifestazioni di Roma, ma non partecipo a nome mio, partecipo a nome dei cittadini che rappresento. E pertanto rappresento quella rabbia dei cittadini che è stanca di queste cose, questo che io rappresento. Le posso dire al telespettatore che ha detto svegliate, io ma come tanti altri miei colleghi ci siamo svegliati, però non riusciamo, perché troviamo un muro di gomma. Io mi sono incatenato. Dove lo trovate? A Roma. Io, la Presidente ed altri ci siamo anche incatenati a Palazzo Madama per far sentire la nostra voce. Nessuno non è successo nulla. Infatti nessuno lo sapeva. Non è successo nulla, non è stato in questo periodo qua, è stato un paio di anni fa che ci siamo. Però ecco, quando noi andiamo a protestare, protestiamo per nome e per conto dei nostri cittadini, perché vogliamo che i nostri cittadini abbiano quei servizi essenziali che ogni qualsiasi cittadino che paga le tasse lo deve avere. La proposta fatta a Nogarola è una proposta forte che va valutata la prossima settimana in un consiglio direttivo a Roma. Certamente che noi dobbiamo far sentire la nostra voce e se la dobbiamo sentire, farla sentire incatenandoci oppure facendo la solita protesta portando i gonfaloni, non si riesce a raggiungere l'obiettivo, bene, se per raggiungere l'obiettivo è quello di non rispettare le norme, anche se siamo tenuti a rispettarlo, se questo può essere un momento che il governo ci possa ascoltare, ben venga questa proposta forte fatta dalla Presidenza e ben anche accettata da tutta l'assemblea di Nogarola. Cosa dice Sindaco? Ma io dico che... Cioè, qual è la soluzione? Perché noi vediamo diversi messaggi di telespettatori che incitano alla rivolta. Faccio un flash sul messaggio, sull'SMS e dopo torno magari a questo ragionamento. Sì. Io invece non sono d'accordo sul fatto di non andare a votare, per il semplice fatto che seppur l'offerta politica adesso a tutti noi sembra poca cosa, no? Ci sembrano questi partiti tutti omogeneizzati, il diritto al voto è l'unica arma che ha in mano un cittadino reale, arma reale per poter
ci sarà pur qualcuno che perché alla fin fine a governare ci va sempre qualcuno. E mi pare che qualche soggetto delle proposte di rottura le stia facendo e forse sta condizionando anche altri partiti a seguirlo in questo senso. L'unica vera arma che ha un cittadino è il voto, perché vabbè, le rivoluzioni possiamo parlarne, ma dopo concretamente, fattivamente bisogna premiare chi ha idee innovative in questo senso e mandare a casa chi non le ha, dal mio punto di vista. Detto questo, tornando al discorso di Nogarole, il discorso di Nogarole ha perfettamente ragione la Presidente Biglio quando dice non possiamo più tagliare, è difficile che dimostriamo l'economicità perché siamo già all'osso e meno dell'osso non c'è nulla. Il tema vero è un altro, che secondo me, ed è emersa anche dal mio punto di vista una proposta in questo senso che vorrei rimarcare, e che sarebbe interessante su questa vedere quali partiti sono disponibili a farla entrare nel programma e magari a impegnarsi nel futuro governo. La fece credo anche uno degli intervenuti, un onorevole, per cui il clima era caldo, per cui forse non è stata accolta. Ma una riforma a fondo dell'ordinamento degli enti locali, che dia delle competenze specifiche ai comuni, ovvero i comuni fanno quello che possono fare i comuni, quello che non possono fare i comuni è delegato a un livello superiore che può essere la provincia e così via con la regione, di modo che si procuri una certa linearità e pulizia nelle competenze, adesso sono sovrapposte ed è una giungla. Questo, una semplificazione normativa. Noi siamo costretti a spendere soldi, eravamo costretti, adesso non ci permettono più nemmeno quelli, a spendere soldi di avvocati per avere continuamente interpretazioni di norme che sono qualcosa di farraginoso, ingarbugliato, che sono un vero e proprio salasso e costo nella pubblica amministrazione. Delle risorse ovviamente adeguate per poter svolgere le funzioni che vengono attribuite ai comuni e poi applichiamo una volta per tutte i benedetti costi standard. Si faccia uno studio di quello che costa, le faccio un esempio così banale perché i telespettatori capiscano, se l'anagrafe, il costo standard è di 3 euro ad abitante per anno, i comuni che staranno sotto sono padroni di spendere quello che avanzano nel modo che vogliono, quelli che stanno sopra o rientrano oppure vengono commissariati. I servizi o si riescono a portare ad un costo che sia quello standard oppure no. Efficienza nella pubblica amministrazione. E i comuni devono essere autonomi, qui c'è stata la questione dell'autonomia, è questa, di scegliere con quali modi e con quali metodi raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. In questo modo, anziché tagli lineari, avremmo la possibilità di far rientrare gli spreconi perché c'è poco da fare. Ci sono comuni che hanno, l'ho detto prima l'amico Oscar Tosini, il doppio, il triplo, forse anche più di dipendenti e lì è giusto che si tagli. Ci sono comuni che sono fortemente sottodotati. Ecco, quello che stiamo facendo oggi è un commissariamento di fatto perché da Roma decidono se devi aggregarti a qualcuno, da Roma decidono quanto devi scrivere nei vari capitoli di bilancio e ormai decidiamo ben poco come sindaci e siamo l'espressione diretta dei cittadini. È stato votato un programma, insomma, fino a prova contraria è la forma perfetta di democrazia diretta, quella dei comuni. Un cittadino elegge il suo sindaco, il programma è il patto tra lui e il sindaco e può controllare quotidianamente se questo sindaco fa il suo dovere o no. Per cui la questione dell'autonomia è la questione centrale. Ci sono dei partiti disponibili a inserire queste riforme nel loro programma? Cittadini, votateli. Altrimenti votate qualcun altro, ma è questo l'unico grimaldello che secondo me si può utilizzare per difendere i comuni o per tentare di cambiare le cose. I giovani se abbandonano, e questo è il timore che ho, se i giovani abbandonano il voto e la partecipazione in politica, questo paese sostanzialmente è finito. Io non voglio assolutamente arrendermi a questo quadro apocalittico dal mio punto di vista, anche se capisco che sia ben difficile oggi avvicinarsi all'impegno politico sia attivo che passivo in condizioni come queste. Dubito che nella situazione attuale, anche magari per quello che sentono dal mondo degli adulti, i giovani che hanno diritto al voto, stiamo parlando di diciottenni, quindi portiamo più in là, dai 20 ai 30 anni abbiano tanta voglia di andare a esprimere il proprio voto, perché francamente sento un po' un'assenza, adesso non so cosa... Mi permetta una provocazione, poi lascio la parola ai colleghi. È vero, però anche qui i comuni, i sindaci e gli amministratori locali possono fare molto ed avere comuni vicini, anche dimensionalmente piuttosto che lontani, può fare la differenza. Le porto un esempio. Il nostro comune, ma ce ne sono tanti che hanno esperienze di questo genere, 3 anni fa abbiamo fatto il passaggio elettorale, abbiamo candidato il 40% della lista era giovane.
Chiaramente poi la competizione... Quindi è un modo per entrare nella... No, ma le spiego, la competizione elettorale porta poi i giovani a fare un po' più fatica a raccogliere le preferenze. Ci siamo auto-applicati la normativa dei comuni sopra i 15.000 abitanti, gli assessori si sono dimessi da consiglieri, li abbiamo fatti entrare tutti in consiglio, stanno facendo un'esperienza e tentiamo di allenarli all'impegno politico. Io sono convinto che i comuni possano avere un ruolo fondamentale anche in questo. Se i cittadini sono disponibili a perdere i comuni, cioè ad aggregare in macro fusioni e quindi ad allontanarli da se stessi, a mio avviso rinunciano anche ad esperienze di questo genere, che sono le uniche da cui si può ripartire concretamente. Assolutamente. Quando dicevo prima che il popolo deve riappropriarsi del suo potere, perché il potere è suo, quella di non andare a votare è la peggior cosa che uno può fare, non votare, perché chi è là seduto sulla poltrona, sulla grande poltrona, se ne frega del popolo. Lui ha già i suoi accoliti che lo voteranno. E quindi decidono sempre gli stessi. Decidono sempre gli stessi. E che dovrebbero nascere nuove coalizioni. Se chi può cambiare, che ha l'idea di far cambiare qualcosa, non va neanche a votare, favorisce chi è già là. Perché le elezioni passate sono state elezioni di nominati, quindi la democrazia era proprio eliminata. E io sono uno di quelli che l'ha sempre combattuta questa qua. Quindi dobbiamo assolutamente, diceva bene Luca, incentivare i giovani, aggregarli, anche noi nella nostra lista ne abbiamo parecchi, anzi abbiamo un consiglio comunale che è giovanissimo, io sono il più anziano di tutti, quindi la mia esperienza, si avvalgono della mia esperienza, io non cerco di non sovrappormi a nessuno. Per dare la possibilità di entrare nel gioco poter politico. Entrare, esatto. Quindi noi l'altro giorno a Nogarole abbiamo fatto anche delle proposte, sono uscite delle proposte, magari anche molto scolastiche queste proposte, quelle per risparmiare dai costi standard. Dai costi standard si potrebbero prendere tantissime idee, tantissimi spunti. Prendo un'idea sola che riguarda tutto il territorio nazionale. 30 secondi. Quella delle polizie. Paghiamo delle multe all'Europa perché abbiamo una decina di polizie, scoordinate tra di loro. Qualche anno fa si sono sparati a vicenda anche in Calabria, ci sono stati dei morti fra poliziotti e poliziotti, quindi era il massimo della disorganizzazione, non 100 anni fa, alcuni anni fa, 8-10 anni fa. Questo può essere un tema interessante. Esatto, questa è una cosa che io ho fatto delle analisi sul mio piccolo territorio, che si potrebbero risparmiare milioni. Oltre che risparmiare, razionalizzare, perché la gente è abituata ad avere la casermetta dei carabinieri. La casermetta dei carabinieri cosa porta? 5 caffè al bar ogni giorno. Ma non porta... sicurezza è importantissima. Te lo dimostro. Non porta sicurezza ai cittadini, perché la sicurezza ai cittadini non è dalle 8 di mattina alle 5 pomeriggio. No, 24 ore su 24, per 5 addetti che uno di solito è sempre in ferie, uno in casa malati, uno deve essere di piantone. L'onestà dei lavoratori. Non servono. Io interrompo solo un secondo perché c'è una telefonata in attesa da troppo tempo, ho paura che sia già caduta la linea. Pronto? Pronto? Sì, c'è in linea, sento un rumore. Da dove chiama? Sì. Buonasera, gentile conduttrice. Buonasera. Sono Luciano da Legnago. Prego, provincia di Verona. Allora, carissimi signori, io ho 50 anni che vado a votare, ho più o meno 70 anni. Voi politici, tutti messi assieme, avete fallito nell'economia, nel lavoro e soprattutto l'immigrazione clandestina e disordinata che avete portato in Italia. Basta guardare nel Veneto cosa succede, di omicidi, spaccio di droga, violenze. Dunque, cari miei, ora che andate a casa tutti, anche il mio partito della Lega, se non ritorna indietro come 20 anni, siete tutti falliti, dovete andare a casa, perché è una vergogna, avete ridotto l'Italia a un bidone dell'immondizia mondiale. Questo è il fatto, cari signori, che ormai la gente perché vota a grido? A un comico, a un Circo Toni, è inutile signore di una certa età che ride, e questa è la verità, avete fallito, e vergognatevi, questa è la verità. Ecco, e io mi auguro solamente che dal Partito Comunista sono andato a votare la Lega, se la Lega non cambia prenderà il 2%, tutto lì. Vi ringrazio tutti, però ricordatevi,
Avete fallito nell'economia, nel lavoro e soprattutto l'immigrazione, che abbiamo milioni di disoccupati e avete fatto entrare milioni di stranieri e fra cui metà sono delinquenti. Buonasera a tutti e fate una buona riflessione. Grazie del suo intervento, grazie al nostro telespettatore da Legnago. Prego. Io non so se il telespettatore di Legnago si riferisca a noi o in particolare. No, in generale, non a voi, ecco. perché voglio precisare, perché magari alcuni si sintonizzano anche dopo, non leggono. Io ho i sindaci dei piccoli, ci sono sindaci di piccoli comuni, siamo sotto i 5.000 abitanti, quindi sono liste civiche peraltro, per cui rappresentano queste realtà. Capiamo però il telespettatore che giustamente manifesta un disappunto e rientra un po' anche nella questione che si riferisce a livelli più alti, anche perché ho sentito che lui proviene da un mondo, diciamo, del lavoro. Ecco, voglio ricordare che io ho lavorato 40 anni in fabbrica e non credo di essere comunque responsabile di tutto quello che è successo in Italia adesso. Anzi, in tutti questi anni ho sempre cercato di servire, di dare un contributo al mio paese. Credo di aver dato insieme a tutti gli altri anche dimostrazione di essere in questi piccoli comuni capaci di governare, visto che insomma ormai sono 3 legislature che la gente ci vota, per cui voglio dire anche qua dobbiamo tenere presente perché siamo qua noi, questa è una cosa, quello che purtroppo ci cade addosso è un'altra, insomma, ecco. Ma credo appunto che si riferisse un po' a livelli sicuramente più alti. Assolutamente. Non solo, ma può stare tranquillo il telespettatore che i sindaci sono l'unica categoria che dopo 2 mandati se ne vanno. Per cui io fra un anno me ne andrò, sarò ben felice e mi auguro che ci sia qualcuno che prenda il mio posto. Il mio pensiero, la mia preoccupazione è questa. Non voglio polemizzare naturalmente con l'ascoltatore che ha anche tante ragioni, ma il discorso di dire a casa tutti non è, torno a ripetere, che poi questa nostra società possa funzionare da per sé stessa. Dovrà avere comunque qualcun altro che sostituisce e che governa, per cui il mio posto è disponibile e magari criticare è sempre stato più facile, poi darsi da fare, rimboccarsi le maniche, andare a prendere anche le critiche giuste per migliorare dove c'è da migliorare è qualcosa di più complesso. Il tema vero è che bisogna sostituire con il nuovo, con il merito, con le capacità, con chi ha idee. Bisogna far emergere questo e bisogna che gli elettori, secondo me, nei limiti del possibile, per quello che fanno loro capire con i programmi elettorali i vari partiti, sappiano scegliere in questo senso. Mi auguro veramente che si torni a votare anche col sistema delle preferenze, che ci sia la possibilità di scegliere, come per i sindaci, anche gli altri livelli direttamente dai cittadini i loro rappresentanti. Non è vero che siete all'osso, non potete tagliare, ci sono comuni che hanno investito i nostri soldi in prodotti bancari pericolosi, finitela di parlare di Roma e di quelle già Ville Colve, magari qualcuno non tutti i comuni, non tutti i comuni li hanno fatto anche i grandi comuni, c'è chi si ascolta dal Lazio, per cui magari la notizia volevo poi interloquire con il telespettatore che ha detto andate a casa tutti, e io dico al telespettatore: cosa ha fatto nella sua vita? Ha mai fatto l'amministratore di qualche piccolo comune come i nostri? Bene, se lo ha fatto, allora sa quello che facciamo noi e quello che proviamo noi. Se non l'ha fatto, è facile criticare. È facile sempre criticare all'italiana, come si dice. Kennedy diceva una 50ina d'anni fa: cosa hai dato all'America tu prima di chiedere qualcosa all'America? Sì, ma non credo che il telespettatore volesse rivolgersi contro chi governa le piccole realtà. Ma io mi rivolgo al telespettatore perché è facile sempre criticare, bisogna provare prima di tutto, dopodiché quando si è provato, e stesso discorso lo rivolgo anche ai concittadini nostri, non solo ai cittadini, come si dice, all'America, no, ai nostri concittadini bisognerebbe che ogni sindaco, quando il cittadino arriva in comune a fare delle proposte o a fare delle richieste, dire: ma cosa hai dato tu, non al comune di, perché il comune è una cosa astratta messa così. Alla cosa pubblica. Cosa hai dato tu ai cittadini di Nogarole, di Vajont, prima di chiedere qualcosa ai cittadini di Nogarole piuttosto che
a quelli Però di Vajont. secondo me anche il dare il voto, il credere a un partito politico, a una corrente anziché un'altra, per una persona che comunque non se la sente, perché non tutti se la sentono, sono in grado di intervenire attivamente, è un dare qualche cosa. Attenzione, è un dare la fiducia, che è altrettanto importante, perché allora abbiamo il discorso della delegittimazione suggerita da alcuni telespettatori, dopo torniamo su questo discorso. Se mi permetti, posso anche interloquire su questo fatto, perché dare il voto e delegare poi lasciare agli altri che devono fare, no. Uno deve dire cosa faccio io oltre al voto per i miei concittadini, perché se io vado a dire voglio il marciapiede pulito perché ti ho dato il voto, no, perché mi hai dato il voto devo pulirti io il marciapiede. No, il marciapiede davanti a casa è tuo, cosa hai fatto tu per i cittadini? Ha pagato le tasse, attenzione, perché se uno paga le tasse allora dal voto, anch'io le pago, eccetera. le tasse. Ma lei ha deciso di fare questa scelta. Allora perché io ho scelto di fare l'amministratore devo venire a pulirti il marciapiede davanti a casa? Attenzione, è un rischio se tutti vogliono cimentarsi nel governare le cose. Tutti devono provare, per quello che dicevo prima, tutti devono provare ad non tutti sono in grado amministrare. di farlo, è rischiosissimo, attenzione. Se non sono in grado di farlo, ma non possono dire perché ti ho dato il voto tu devi pulirmi il marciapiede davanti a casa. No, io ti ho dato il voto, ti pago le tasse. No, ti pago le tasse, esiste la persona incaricata, mica posso pulirmi, pago le tasse e pago anche prendo la spazzatura e la porto alla discarica. Un attimo. Non pago la tassa delle noi dobbiamo far funzionare il servizio. Il servizio funziona. Dovete farlo funzionare. Deve funzionare. Cosa hai fatto tu per gli altri, per chiedere agli altri che facciano qualcosa per te? È un discorso abbastanza da stare attenti, perché se rischiamo che tutti vogliano cimentarsi e magari lo può fare. No, lo possono fare nel modo giusto, secondo me. Comunque, giustamente, ognuno manifesta il proprio pensiero. Esatto. Un attimo solo, rispondiamo anche ad altri messaggi, pubblicità, pochissimi secondi, poi torniamo insieme. E allora interpelliamo, abbiamo l'intervista anche chi rappresenta la compagine governativa, in modo particolare l'onorevole Gianpietro Dal Moro, membro Commissione Agricoltura alla Camera, che ci parla della situazione, come vede la situazione dei piccoli comuni e di promesse elettorali. Sentiamo insieme l'intervista. Onorevole Dal Moro, un'assemblea nazionale dei piccoli comuni italiani, quanto sono importanti per tutta l'Italia? Ma soprattutto per il nostro paese, per la nostra Italia, i comuni sono stati nella sua storia l'asse portante delle nostre comunità. Rappresentano forse il punto di maggiore raccordo tra le istituzioni e i cittadini. Io ho sempre pensato e ho sempre ritenuto che i piccoli comuni svolgono una funzione non solamente istituzionale, ma quella funzione storica che è il federalismo dal basso. È quello di poter sopperire in maniera diretta non solamente una serie di funzioni istituzionali ma sociali sulle comunità, dove il rapporto tra il cittadino e le istituzioni è ancora molto forte. Negli anni della globalizzazione, dei mercati mondiali, della crisi delle istituzioni, i piccoli comuni rappresentano oggi un asse sul quale ancora continuare a investire, con razionalità, ovviamente senza sperperi, ma dobbiamo avere la convinzione che partendo dal basso e dai piccoli comuni si possa creare e recuperare quel senso di comunità e di civicità che forse negli ultimi anni abbiamo perso. Noi del Partito Democratico, quando fra qualche mese saremo al governo del Paese, la prima battaglia la faremo su questo, creare le condizioni per rispettare i due pilastri. Primo pilastro, siamo in Europa, dobbiamo rispettare le regole, ma a pagare non possono essere i più piccoli, i lavoratori o i piccoli comuni. In mezzo alle strade possono essere tante, noi faremo la nostra parte. Cosa ne dice? Adesso la chiamo assessore, perché io so che lei è assessore in provincia di Rovigo, assessore provinciale per la provincia di Rovigo, che dopo mi potrà dire anche la sua sulle province, perché non abbiamo toccato le province, ma visto che c'è, beccato, toccherà anche questo. Cosa dice commentando l'onorevole, quanto dice l'onorevole? Prima di tutto sono d'accordo su un aspetto. Vede, io ho fatto parte, in questi ultimi anni, del movimento dei sindaci del 20%. Il movimento dei sindaci del 20% era quel movimento che diceva: ma signori di Roma, lasciateci nelle nostre casse il 20% dell'IRPEF e tenetevi l'80% per i vostri bisogni. Ma cosa succede? È successo che un partito
prima di Monti, che era appunto al governo, non ha accettato questa scelta perché intendeva un federalismo alla sua maniera, un federalismo che non ha portato assolutamente nulla, un federalismo che adesso è carta straccia. Non è possibile adesso un federalismo portare solamente alcuni uffici del Ministero in provincia della Brianza. Non è questo il federalismo. Il federalismo è lasciare una parte delle risorse a noi e noi le gestiamo. Solo così un cittadino che paga le tasse, che paga l'IRPEF, vede se il proprio sindaco ha amministrato bene e capisce se gli si può dare ancora la fiducia perché ha amministrato bene, oppure da mandare a casa perché non ha amministrato bene le risorse che quel cittadino ha pagato. Questo era di una semplicità estrema, era di una semplicità di come l'uovo di Colombo. Bene, qualcuno non ha voluto questo. E allora potremmo anche fare i nomi e cognomi di queste persone che non hanno voluto questo. E adesso si ritorna ancora a che cosa? A dire che Roma non deve avere la centralità quando noi abbiamo dovuto centralizzare tutto a Roma. Tutto a Roma. Beh, allora ricordiamoci anche un po' dei mesi trascorsi, perché il governo Monti non è che sia anni che sia lì. E i guasti certamente si possono capire dove sono stati fatti, non certamente dai sindaci che sono andati a Roma a protestare, perché i sindaci volevano che una parte delle risorse fossero mantenute nel proprio territorio. Solo così si riesce a capire se si amministra bene e non si amministra bene. Non è stato voluto questo. Doveva dire qualcosa, assessore? No, mi trovo completamente d'accordo, anche perché nel nostro comune abbiamo fatto una raccolta per appunto questa proposta del 20% e c'è stata un'adesione direi poi straordinaria, insomma, ecco. Però come tutte le cose che partono dal basso poi chissà perché volano via. Cadono nel nulla. Ma io però vorrei sentire i telespettatori di cosa ne pensano di questo. Se è vero che questa potrebbe essere una cosa giusta, che il cittadino ne paga una parte direttamente nel proprio comune e una parte poi dopo andranno a Roma per i servizi essenziali che potrebbero essere tanti altri. Ma se poi allora voi attuate questa forma di ribellione di cui parlava la Presidente prima. Sì. Cosa succede a questo punto? Perché siete voi che poi ve ne assumete la responsabilità. Il cittadino paga, poi voi dividete, questa parte la do, questa parte la tengo. Che cosa succede? Beh, prima di tutto bisogna dire che le tasse che si pagano non vanno ai comuni attualmente, vanno tutte a Roma, infatti, e poi dopo Roma decide. Un altro telespettatore ci ha scritto proprio questo da Verona. Ma se si decide, se il governo decide che una parte delle tasse rimangono direttamente al comune senza andare a Roma e poi dopo Roma deciderà il quantum, rimangono lì. Però dal 2013 dovrebbe succedere questo. Ma su cosa? Cioè quella l'IMU andrà direttamente ai comuni. Con l'IMU non fai neanche. Questo sembra. Ma noi l'IMU non lo vogliamo nemmeno. Ma noi l'IMU non lo vogliamo nemmeno. Noi vogliamo solo il 20% dell'IRPEF. Basta, abbiamo fatto i conti li abbiamo fatti diverse volte. Avremo molte di più risorse che rispetto ad avere l'IMU. Ecco. Ma queste cose probabilmente, senza fare nomi, non le volevano, perché è molto più comodo avere l'amico onorevole, l'amico consigliere regionale, l'amico assessore regionale che ti fa i trasferimenti ad hoc su misura per te. Vedi, io ogni tanto faccio anche delle battute e mi ero preparato a Nogarole per fare una uscita un po' pirotecnica, ossia vestirmi con la stola per celebrare. Comunque dopo le faccio leggere il messaggio del telespettatore che le ribadisce quanto lei diceva. Per celebrare il funerale dei piccoli comuni. Perché il funerale ha una data e una morte certa. Alla fine dell'anno sarà la morte certa. Se non ci metteremo tutti attorno ad un tavolo, Stato, regioni, province, comuni, e vedere come e cosa dovremmo fare per il prossimo medio termine, perché non si possono più fare le leggi che valgono per 50 anni come nel secolo scorso. Ecco, ma l'accorpamento, spieghi bene un attimo, ci spieghi bene che cosa vuol dire questo accorpamento, perché voi dovete costituire delle realtà di 10.000 abitanti circa, giusto? Anche di più.
Di più di circa 10.000 abitanti, minimo 10.000 abitanti, questa è la previsione. E dovrete quindi accorparvi, quindi sparirà il piccolo comune ma entrerà in questo sistema più organico. Cosa comporta per il cittadino? Adesso, da noi in Friuli Venezia Giulia per adesso si sono inventati le unioni dei comuni. Le unioni, benissimo, ma che problema ci sarà? Mettere insieme i servizi. Allora si trovano dei sindaci che vogliono mettere insieme tutti i servizi, fra i quali noi, vorremmo mettere tutto insieme. Quindi non dovrebbe esserci un danno per i cittadini, o no? Sì? Ma non si sa come funzionerà, come non gestirle. È una cosa provata, quindi si dovrà provare, mettere in circolo, avere la forza, la voglia, il rischio di provare anche, perché le cose nuove porteranno nel breve termine magari un costo di più, nel medio termine un pareggio e nel lungo termine un vantaggio per tutti. Certo. Perché è inutile. Un piccolo esempio, uno ha l'impiegata in maternità. Lo sostituisce quello di un altro comune. Se ho l'impiegata in maternità per 2 anni devo assumere un'altra persona, quando il comune vicino ne ha 2, tranquillamente posso valermi quella ora, quel 2 ore, quel 3 ore al giorno di quella del comune vicino, con costi e benefici per tutti i cittadini. Ma non sentirsi obbligati. Certo. Sindaco, cosa dice? Ma guardi, le parla un sindaco che è anche presidente di un'unione. Sì. Sono presidente dell'Unione Veronese Tartarotione, una delle prime nate in Veneto, forse in Italia. Di quanti comuni, scusi? Attualmente associa 3 comuni, sono tutte e 3 sotto i 5.000, quindi piccoli comuni, e associati assommiamo a circa 8.000 abitanti. Cioè, il tema, la legge prevede che entro il 1° gennaio 2013 obbligatoriamente i comuni inferiori ai 5.000 associno almeno 3 funzioni attraverso l'unione o una convenzione, e entro la fine del 2013 tutte le funzioni che espletano. Dalla mia esperienza, io ho vissuto fin dall'inizio dell'Unione, trovo questa norma sbagliata per un motivo molto semplice, non tanto perché sia sbagliato associarsi, sarei contraddittorio con me stesso, sto sostenendo un'unione, ma quello che è sbagliato è l'obbligatorietà e i tempi estremamente stretti. L'unione nostra è nata su un atto volontario, è nata ancora ai sensi della 142, quando le unioni che nascevano avevano l'obbligo entro 10 anni di andare a fusione con un referendum. Poi questo obbligo è stato tolto, ma per dire che per noi è stata una scelta veramente molto forte e l'abbiamo fatta in che modo? L'abbiamo fatta presentando il programma ai cittadini e coinvolgendo anche loro, presentando delle possibili economie, facendo uno studio. Il tema vero è quello dell'autonomia. Dicevo all'inizio, ci diano delle competenze specifiche e ci diano dei costi entro i cui erogare i servizi e ci lasciano la libertà di scegliere in che modo. I piccoli comuni, anche l'associazione dei piccoli comuni non è assolutamente contraria alle gestioni associate in convenzione o in unione. Quello a cui siamo contrari è una lesione di autonomia di questo genere, che tra l'altro a mio avviso lede anche l'autonomia sancita dalla Costituzione, e i tempi estremamente brevi. Guardi, per farla breve, fondere i servizi noi abbiamo impiegato degli anni. Pensare di farlo in qualche mese, con tutto quello che comporta in termini di riorganizzazione, quindi dici ci sarebbero disservizi, problemi per i cittadini? Molto probabilmente sì, perché ci sono servizi estremamente complessi che non riesci tu a far decollare in maniera molto nel giro di pochi mesi. Bisogna poi rodarli, bisogna testarne l'effettiva economicità. Ci sono anche, non possiamo nascondercelo, insomma, probabilmente dei problemi a livello anche di gestione del personale, perché poi si vanno a toccare comunque posizioni personali dei dipendenti e quant'altro. È estremamente complesso. Un solo esempio, noi in 8-10 anni l'abbiamo messa un po', diciamo, a sistema adesso. Per cui pensare in 2-2-4 di risolvere in un anno questo problema è un modo ragionieristico di risolvere i problemi. Qualcuno, ripeto, a livello ministeriale ha fatto 1 più 1 fa 2, sulla carta funziona, nella realtà, che è completamente diversa dalla teoria, qui succederà probabilmente che anche i comuni che funzionano, con la scusa che devono accorpare per forza, finirà per andare in crisi anche la funzionalità attuale. Ecco, quello che volevo sapere, chiedo a lei, prego, una sola domanda. Ma volevo dire che concordo con il sindaco Trentin, perché il mio comune fa parte di un'unione nata ancora 10 anni fa. Comune di? Comune di Bosaro, fa parte, voglio dire, con altri 5 comuni raggiungiamo oltre 10.000 abitanti, cioè non è che si sia scoperto l'acqua calda adesso. Noi già sindaci di allora avevamo in mente di fare questo, ecco, ed è un processo lungo,
E non è detto che si risparmia con le unioni, non è detto, non è assolutamente vero. Forse è la qualità dei servizi che migliora. Perché? Perché noi, 5 comuni che avevamo l'ufficio tributi, ognuno su 5 comuni, adesso ne abbiamo uno potenziato dove dà dei servizi di qualità, ma soprattutto dà risposte esaurienti ai cittadini che vengono. Certo. Questa è la verità. Ma non è detto che però lo si deve fare di imperio, lo si deve fare, il matrimonio lo si fa assieme, trovando le forme più giuste e con tempi abbastanza lunghi. Ecco, quello che voglio chiedere, dopo la butto là perché veniamo di rispondere dopo la pubblicità, però non stiamo parlando delle figure dei politici perché abbiamo detto prendono un rimborso di 15 euro a seduta, quindi andiamo oltre. La dipendente, i dipendenti di queste entità piccole comunali che molte volte anche di province eccetera hanno poco da fare perché c'è poco lavoro, si sa quanto c'è o non c'è da fare, poi se andiamo nell'altra metà dell'Italia che sta sotto, non lavorano veramente pochissimo. Sono nelle nostre spese e quindi in un momento di difficoltà se noi cerchiamo di dare a questi altri incarichi o altre opportunità di lavoro almeno fanno qualcosa, sono più impegnati e non ci costano così tanto, quindi forse accorpandoli fanno trovare degli altri incarichi. La butto là la provocazione, poi è necessario che tutti ci riflettano e poi rispondiamo. Pubblicità, torniamo tra poco. Allora, torniamo sulla domanda che ho fatto io, ma un attimo solo, perché voglio sentire anche il sindaco di Priocca d'Alba. È interessante perché non ho tirato fuori, se non all'inizio, però è una delle questioni che sono emerse, il fatto del patto di stabilità. Cioè dal 2013, gennaio 2013, anche questi piccoli comuni dovrebbero quindi sottostare al patto di stabilità e questa è l'altra nota dolente della questione, perché poi trarremo anche le conclusioni. Sentiamo l'intervista cosa dice. Abbiamo ricevuto un modello di tagli, un modello scritto di sistema di tagli che dobbiamo operare sul bilancio per cifre astronomiche, modello che nessuno è in grado di interpretare. Per effettuare questi tagli occorrerà giocoforza aumentare l'IMU, non c'è più altra alternativa. Questo è un esempio. Su altre questioni normative che sono altrettanto importanti e che ci rendono tutto più complicato il modo di procedere, continuiamo a non essere d'accordo. Il grosso problema della gestione associata dei servizi, che era nella vecchia legge dell'anno scorso l'articolo 16, lo conosciamo a memoria perché lo odiamo cordialmente, ora è diventato l'articolo 19 della revisione della spesa con qualche correttivo, ma è un sistema procedurale che farà sì che se attuato a nostro avviso, avviso dell'ANCI, non esisteranno più i comuni singoli. Invece sul patto di stabilità, che è un problema tecnico che deriva da norme europee, che già vale per i comuni sopra i 5.000 abitanti, sostanzialmente vuol dire si prende un anno di riferimento, si vede la spesa e soprattutto la spesa in conto capitale, si può solo spendere nell'ambito di quella cifra in più o in meno secondo i parametri che il governo di anno in anno fissa. Paradossalmente non abbiamo soldi, ma se li avessimo per un'opera pubblica non la possiamo fare e quando riuscissimo a farla non riusciamo a pagarla. L'impresa verserà l'IVA, pagherà le tasse, pagherà gli operai e prenderà i soldi dopo 2 anni. È insostenibile per l'economia, le imprese arrivano a far causa agli enti. Il fatto di non riuscire a procurarsi fondi corrisponde viceversa alla impossibilità di chiedere ulteriori sforzi ai cittadini che hanno già dato tanto e che obiettivamente non hanno più liquidità. L'IMU grava su tutti, grava tantissimo sulle imprese, la metà e più, secondo le proiezioni del governo, va allo Stato, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Allora, tornando su questo, anche perché alcuni telespettatori ci hanno scritto dell'IMU, vorrei sentire anche tratto dal TG La 7, accennavo prima che l'intero gettito dell'IMU dovrebbe andare, si parla di totale 21 miliardi in ballo anche a tutte queste realtà comunali. Questo almeno dovrebbe essere previsto. Vediamo insieme cosa dice il TG della 7.
Allora, certo, questa spending review, comunque la si pensi e comunque lo si pronunci, è evidentemente in questo momento la fonte di maggiore preoccupazione per le rappresentanze sociali e anche per gli enti locali. Lo hanno confermato del resto, marciando uniti, destra, sinistra, centro, non importava, i sindaci su Roma. Città grandi e meno grandi, tutte in prima linea. A Roma oggi i sindaci di ogni colore politico sono scesi in piazza contro la revisione della spesa. In questi anni i comuni hanno contribuito già in maniera rilevante al risanamento del paese, molto di più di quanto non abbiano fatto altre amministrazioni, altri livelli istituzionali. Soprattutto c'è un squilibrio enorme tra il peso dei tagli sui comuni e quello che è stato chiesto alle amministrazioni centrali dello Stato. È tempo di avere una strategia più equa, più giusta, che consenta soprattutto ai sindaci di onorare le aspettative dei loro cittadini. Noi abbiamo due battaglie: spending review, che deve essere fatta per tagliare gli sprechi non i servizi, e l'IMU. Io sono convinto che si debba scorporare dall'IMU la parte patrimoniale. Va fatto un intervento patrimoniale sui grandi patrimoni e non scaricare tutta la tassazione sul bene casa, perché si ferma l'edilizia e si colpisce un diritto essenziale dei cittadini. Quella indetta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, è una vera e propria crociata contro le sforbiciate imposte dal governo Monti, con una premessa precisa: la spending review rischia di far fallire moltissimi comuni. Noi abbiamo bisogno di equità, abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno di fare proposte serie. Questo lo diciamo con responsabilità al governo. Questo è il tempo dell'ascolto e della decisione insieme. Insieme possiamo uscire da questa crisi. Così invece si manderà in crisi il presidio vero delle istituzioni repubblicane, cioè i comuni. Ma grandi o piccoli che siano, i comuni potrebbero vedere scaricare i sacrifici sulla qualità dei servizi ai cittadini e non sul contrasto agli sprechi. Io credo che si dovrebbe andare altrove a fare i veri tagli, perché gli sprechi sono altrove, ma se si devono colpire i comuni almeno li si colpiscano in base alla loro virtuosità. Ecco, cosa dice Assessore? Io che cosa dico? Io dico, visto che mi ha chiamato Assessore, vorrei portare solamente un esempio per quanto mi riguarda il mio ruolo che attualmente occupo nella provincia di Rovigo e quella del patto di stabilità. Mi occupo del patrimonio scolastico. Allora, la provincia entriamo proprio nel merito delle questioni calde. La provincia di Rovigo ha 2 milioni di euro fermi lì, di economie che potrebbero essere utilizzate per la sistemazione delle scuole. 2 milioni di euro. 2 milioni di euro fermi lì, che non è possibile assolutamente spenderli per il patto di stabilità. Sono finiti a Roma questi 2 milioni di euro sostanzialmente. Questi 2 milioni sono fermi nella tesoreria centrale della Banca d'Italia. La nostra provincia ha avuto anche dei danni per quanto riguarda il terremoto in Emilia-Romagna. Non siamo stati capaci di poter spendere nemmeno una parte di questi soldi. Abbiamo dovuto fare dei sacrifici non indifferenti per cercare di garantire una sicurezza dopo il terremoto alle nostre scuole superiori. Io credo che sia un'anomalia solo italiana questa, perché solamente attraverso la messa in circolo di tutte queste economie, sia delle province, sia da parte dei comuni che attualmente non sono vincolati dal patto di stabilità, l'economia può andare avanti e può anche crescere. Assolutamente. Patto di stabilità anche per voi adesso, quindi i problemi che lamentava l'assessore della provincia di Rovigo, poi vediamo quanto resterà provincia, quanto si accorperà Padova, cosa succederà però. Patto di stabilità in teoria dal 1° gennaio del 2013 anche per i piccoli comuni. Concretamente che cosa significa, cos'è il patto di stabilità è stato spiegato nel servizio che abbiamo visto. Il caso di Nogarole, la Ragioneria ha già fatto dei calcoli: per rispettare il patto di stabilità nel nostro caso dovremmo avere minori spese per 150.000 euro circa su un monte gestito grosso modo intorno ai 2 milioni e 8, 5-6% di avanzo primario obbligatorio. Siccome non si possono licenziare i dipendenti, che sono già pochi, e ci sono una serie di costi fissi, noi stiamo valutando come fare, ma se rimangono così le norme dovremo cominciare a intaccare sulle politiche sociali, sulle politiche incentivi alle famiglie, sui servizi pubblici locali come il trasporto, la scuola e quant'altro. Cioè qui effettivamente è una norma assurda
che non viene introdotta perché nelle economie che si riescono a far fare agli enti locali, cioè nei soldi di avanzo degli enti locali, vanno a bilanciare a livello di bilancio complessivo dello Stato delle poste di disavanzo che continuano a crearsi in altri settori. I soldi naturalmente rimangono fermi nei comuni, non è che vengano espropriati, ma forse i cittadini non hanno idea di che mole enorme di soldi sono fermi nelle casse dei comuni, quelli già soggetti a patto di stabilità, e sono denari che potrebbero pagare i famosi fornitori che hanno potrebbero pagare i famosi fornitori che rischiano di fallire, ma potrebbero anche fare tutta una serie di opere pubbliche essenziali che sarebbero volano di ripresa economica, perché l'edilizia è in crisi tremenda, ci sono scuole da adeguare, ci sono strade da sistemare, ci sono messe in sicurezza di edifici pubblici che sono necessarie, perché altrimenti un sindaco rischia penalmente di suo se non sono a norma, ma non può mettere la norma perché deve tenere i soldi lì sostanzialmente, ecco, per creare poste attive di bilancio. Ma nel frattempo i cittadini devono pagare comunque le tasse. Ecco, bisogna spiegare anche, così per fugare, che siccome si è abbinato il patto di stabilità ai comuni, il patto di stabilità è nazionale. Certo. Deve rispettarlo il sistema paese. Beh, non è che deve principio costituzionale, è che alla fin fine è stato declinato sui comuni, per cui sembra che lo devono rispettare solo i comuni. I comuni credo che assumino per il 10-15% della spesa complessiva dello Stato e sono gli unici che hanno soldi fermi, non si sa bene perché, ma si sa perfettamente con quali danni e quali effetti negativi. Che cosa servono i microcomuni? A mangiare, è ora di finirla, a casa tutti anche le province. Che cosa servono? Prego, Assessore. Servono a mandare avanti insomma, i servizi e questa è la democrazia. Ecco, non dimentichiamoci che i comuni nella Carta Costituzionale fa parte, cioè, non è una cosa che si è inventato e che adesso si può abolire. È per essere presenti sul territorio, perché insomma, i servizi più piccoli li vedono solo i piccoli. Volevo un po' riagganciarmi al Sindaco Lucca per far capire meglio. Quest'anno noi nel nostro comune, essendo anche un comune che riusciamo ogni anno ad essere virtuosi, abbiamo fatto un avanzo di amministrazione di circa 300.000 euro. Adesso. Questi 300.000 euro dov'è che vanno spesi? Dov'è che vanno spesi? Nel nostro comune in particolare vanno spese nell'asfaltatura delle strade, perché tutti i cittadini si lamentano per gli asfalti, vanno spesi negli infissi delle scuole medie, perché giustamente i ragazzi, che ogni volta che piove, è vero, si possa ammettere gli stracci, ecco, parliamoci chiaro, vanno messi nella segnaletica orizzontale. Ma vengono premiati i comuni virtuosi o no? Cioè voglio dire, da domani, perché il 1° gennaio è domani, io questi soldi qua non li adopero più. Certo, ma voglio dire, non è che li adoperi più, non creo più servizi. Certo. Questa è la preoccupazione. Ecco, assolutamente. E cosa ne dice del discorso poi dell'IMU che, almeno così sembra, dal 2013 dovrebbe restare in capo ai comuni e quindi dovrebbe esserci anche una responsabilità di minor gettito? Ma come dicevo prima, è tutto da vedere, perché se forse cosa non è certo niente ancora di tutta questa questione. Mi rivolgo al patto di stabilità. Noi dobbiamo osservarlo che siamo gli ultimi. Il primo non lo osserva, perché i 40-50.000 insegnanti assunti in queste ultime settimane cosa vanno a sforare il patto di stabilità o vanno ad ingrassare lo stipendificio Italia? Benissimo, continuiamo con lo stipendificio Italia. Allora i fessi pagano e gli altri mangiano. Perché c'è chi resta senza lavoro. Esatto, mangiano sullo stipendificio. Allora, come ho avuto modo di dire a una assemblea dell'ANCI qualche periodo fa, ho detto anch'io voglio essere comunista, anch'io voglio essere dipendente pubblico a 18 anni e andarmene in pensione a 29, anch'io vorrei essere ogni giorno in piazza. Purtroppo io sono un lavoratore autonomo, faccio parte dei produttori di reddito e i mangiatori del reddito sono tutt'altri. Io passo magari da evasore fiscale, però i mangiatori di reddito, che sono i parassiti veri di questo Stato, sono i 3,5 milioni di parassiti veri di questo Stato, perché uno Stato civile andrebbe avanti con 1 milione di dipendenti pubblici, non con 3,5 milioni di dipendenti pubblici. Il cancro di questo nostro Paese è questo. Se non vogliono risolverlo, perché non dipende dai sindaci, io per quanto mi riguarda nel mio piccolo comune ho tentato di risolverlo,
in 10 anni dimezzando il personale, le cose funzionano meglio, perché non ci sono più artriti neanche all'interno, perché se tu ne siedi 2 in un ufficio, chi la fa sta cosa? La fai tu o lo faccio io la carta d'identità? Senti, caro cittadino, vedi che siamo sovraccarichi di lavoro, torna fra 3 giorni a riprendertela, però nel frattempo dove va tuo figlio al mare, dove vado io, dove andiamo in vacanza? Il cancro di questo nostro paese è la pubblica amministrazione. Dimezzare la pubblica amministrazione, mandargli lo stipendio che stiano a casa gli altri, abbiamo risolto l'economia in Italia. Ma è quello che vorrebbero i cittadini. Però purtroppo è molto comodo fare stipendificio Italia. Il problema credo si possa dire al limite che è la pubblica amministrazione improduttiva, perché conosciamo invece delle realtà in cui, ecco, se io guardo il mio comune, guardo altri, insomma, qui siamo sottodotati di organico, per cui io non mi sento assolutamente di fare un parallelismo e di dire magari a casa mia potrei tagliare il 50%, ecco, bisogna essere chiari. È chiaro che dove sono state fatte assunzioni clientelari, perché alla fine non c'è niente da fare, insomma, sappiamo che in tanti casi anche gli enti locali si sono comportati così, alcuni enti locali, lì bisogna porre rimedio alla questione, perché bisogna che la pubblica amministrazione sia produttiva. Abbiamo anche degli ottimi esempi di pubblica amministrazione produttiva, così come abbiamo delle sacche di improduttività da recuperare. È per questo che, ripeto, i tagli orizzontali che non tengono minimamente conto di queste questioni sono profondamente ingiusti, insomma, perché chi si è dato da fare sostanzialmente è penalizzato, lo dicevamo prima, rispetto a chi ha tenuto largo e può rimanere ancora largo. Insomma. Certo. E non è che il nord sia diverso dal sud, perché noi parliamo sempre magari male della Sicilia, no, io parlo del mio Friuli Venezia Giulia, quindi parlo delle cose mie, che siamo 1.200.000 abitanti, abbiamo 3.000 dipendenti regionali. Il Veneto, che sono qua ospite vostro con piacere questa sera, ha 4 milioni e mezzo di abitanti e ha 1.800 dipendenti la regione. Singolarmente, i dipendenti della regione Veneto, singolarmente, riscuotono il 20% in meno di quelli del Friuli Venezia Giulia. Cordignano e Caneva, ti faccio l'esempio, 2 case attaccate, un tecnico va a Trieste e uno va a Venezia, il 20% in meno dello stipendio, per fare lo stesso lavoro. E i veneti non si ribellano a queste cose, ma se io fossi veneto farei la rivoluzione per queste cose. Non le sanno. I cittadini queste cose non le sanno. Su 3.000 dipendenti nostri ci sono 200 dirigenti che costano 200.000 euro all'anno. Allora, la Sicilia giustamente mangia e continua a mandare in pensione i 45enni e i 50enni. E ne ha assunti altri, attenzione. E ne ha assunti migliaia. Però noi del nord non è che insegniamo molto bene l'educazione in questo quello fatto. Che volevo dire prima, senza colpire i più piccolini, virtuosi, ma dicevo, ma non è il caso di tagliare tanti dipendenti che sono inutili, che sono costosi, quello che dicevo io, mandiamogli lo stipendio che stiano a casa, ma parlando anche anni fa con consiglieri, io frequento gli uffici regionali spesso, parlando, poi vi racconto di un discorso di 30 anni fa di Roma, parlando con alcuni consiglieri regionali o assessori, ma cosa fai di 5 segretarie? Che ne basterebbe una, esagerando 2. Ma sai, quella l'ha messa il mio predecessore, l'altra l'altro e l'altra st'altro, io ho messo la mia. Benissimo, dico, ognuno mette la sua, magari la segretaria da ginocchia, che così va bene. Allora, ti racconto una barzelletta? Dopo la barzelletta. Esatto. Andiamo in pubblicità, dopo ci racconta anche la barzelletta, tra poco. Allora, dopo un'idea del sindaco, giustamente ce la racconta. Prima sentiamo questa, tra virgolette, barzelletta, non è una barzelletta, è un fatto vero, no? È un fatto vero perché è una legge dello Stato. Non so se è ancora in vigore. Nel 1979 frequentavo Roma da sindaco di Erto e Casso nel pieno della ricostruzione del Vajont, e era la barzelletta che se tutti i dipendenti dei ministeri alla mattina si fossero svegliati con la buona lena e la buona volontà di andare a lavorare, non avrebbero trovato sedie, quindi giustamente anticipavano l'uscita. Hanno fatto una legge 33 anni fa
che davano 2.000 lire di premio al dipendente che si presentava entro la prima ora di lavoro. Ecco, questa è la barzelletta. Ed è rimasto ancora in vigore questi 2.000 euro? Sì, non lo so, può darsi che sia ancora in vigore, ma adesso è €1, è il caffè. Adesso si sono organizzati meglio, hanno 2 giacche, 2 cappelli, 2 vestiti, appendono e vanno. Noi comunque ne abbiamo visti anche di servizi su TG satirici che sono anche reali. Anche a Rovigo abbiamo visto il servizio di Striscia la Notizia del Ministero delle Finanze, l'ufficio del registro, la metà dei dipendenti non era al lavoro. La metà, non una, la metà. Quindi quando il sottoscritto dice la metà mandiamoli a casa e mandiamoli lo stipendio, non facciamo altro che fare la loro volontà. Ecco, continuano ad arrivare messaggi che sottolineano il fatto di non andare a votare, che poi più ci avviciniamo alle elezioni più saranno insistenti, e quindi questo un po', diciamo che è la scia, e molto probabilmente ci sarà un astensionismo altissimo dettato da vari fattori. E questo potrebbe essere la situazione per cui decideranno altri per chi non vuole decidere, e quindi come sempre tanto finiremo sempre nella stessa situazione. Si constaterà con rammarico la bassa partecipazione, il disgusto però tanto nel disgusto saremo governati da quei pochi che andranno, per forza di cose. Quindi, saranno i militarizzati. Esatto. Cosa dice Sindaco? Scusa, avevo rubato la parola prima. Ho già detto prima, insomma, è un errore il non andare a votare, anche se adesso sull'onda di questa sfiducia generale si può capire il sentimento, però è giusto esattamente l'analisi che ha fatto lei. Siccome qualcuno governerà, tanto vale sceglierlo, insomma, e non lasciare che lo scelgano solo pochi. Bisogna ragionare, secondo me, su delle proposte. Allora io vorrei farne una che poi è emersa anche con forza nella 3 giorni dell'AMCI di Novarole, ed è questa. È da 6 mesi, credo, che i nostri uffici comunali, soprattutto gli uffici di ragioneria, riempiono moduli che si chiamano tecnicamente SOSE, che servono come raccolta dati per formulare i famosi costi standard. Sono costi standard previsti ancora dalla riforma federalista che aveva avviato Calderoli, il precedente governo. Insomma, visto che gli sprechi ci sono e che non possiamo certamente dire che gli sprechi sono solo a sud e solo a nord, eccetera, perché abbiamo esempi di comuni mal gestiti a sud e direi anche a nord, perché Alessandria, Parma, insomma comuni indebitati fino all'osso ci sono anche qui, così come Palermo e quant'altro in meridione. Allora a questo punto è veramente kafkiano, no? Che i nostri uffici continuino a perdere tempo per mandare dati per produrre i costi standard e poi arriva il decreto in cui si fanno i tagli lineari che non tengono conto assolutamente di niente. Formuliamo questi costi dei servizi standard in accordo tra governo ed enti locali, decidiamo quanto costa, quanto deve costare la pubblica amministrazione locale, quella è l'asta che regola tutti e dobbiamo noi comuni riuscire a fare bene il nostro lavoro rispettando quei costi lì. Vorrà dire che chi è fuori deve rientrare, se no si commissarierà, e chi è sotto e chi è virtuoso almeno avrà la possibilità di utilizzare le risorse che ha a disposizione sul territorio, e lasciamo che i sindaci eletti dai loro cittadini raggiungano gli obiettivi e raggiungano gli obiettivi politici che si pongono. Rispettiamo la democrazia che viene dal basso e diamo così un ruolo anche ai cittadini. Potrebbero avercelo con il voto locale ce l'hanno ancora di più, perché possono scegliere un programma, un candidato e una modalità per arrivare a far gestire poco la propria amministrazione locale ed avere servizi di qualità. Insomma, all'antipolitica bisogna reagire con la politica, bisogna selezionare con il merito, con le idee, con i programmi, altrimenti questo Paese comunque non uscirà mai da questa situazione purtroppo che è negativa ed esponenzialmente negativa. Certo, è cancerogena. Cosa dice lei, Assessore, a questo riguardo? Anche rispondendo a diversi messaggi che sono arrivati che incitano un po' alla secessione e a uno stravolgimento comunque del sistema poi di secessione, di accorpamenti ad altre realtà anche extrastatali. Ci sono tanti esempi, perché ci sono comuni che vogliono fuggire dalla propria regione, che vogliono accorparsi, addirittura comuni della Liguria che vorrebbero andare con la Francia, la Costa Azzurra, la Corsica, sono che succedono di tutti i colori, per cui c'è questo è proprio il segno di malessere. Sì, ma sicuramente poi tutto arriva lì, è un segno di malessere. E per cui chi vuole scappare da un'altra provincia, chi decide di fare la secessione, insomma, d'altronde insomma, noi non abbiamo più 20 anni, ne abbiamo viste di tutti i colori, per esempio mi riferisco al fatto dell'astensione. Guardi, mi creda, tutte le volte che si va a votare negli ultimi anni c'è il problema dell'astensionismo, e in parte è vero,
ma poi vedrà che alla fine qualcuno arriva con le proprie battute e quasi tutti si mettono in ordine e vanno a votare, e magari si ricasca ancora, come diceva prima il mio sindaco, invece di guardare i programmi guardiamo la televisione e guardiamo gli spot. Vedrà che tutto si aggiusta. Quindi le persone, purtroppo vuol dire che tutto resta come prima, insomma. Secondo me. Nel 93, quando hanno fatto la prima riforma per i 2 mandati, che io sono stato eletto sindaco nel 93, ero entusiasta. Dico, speriamo. 2 mandati per i sindaci. 2 mandati per i sindaci. Dico, mi auguravo che i 2 mandati fossero a tutti i livelli della politica. Altrimenti non hanno risolto niente, hanno risolto solo i 2 mandati del sindaco, perché in quel momento erano i sindaci i ladroni della Prima Repubblica. Erano solo i sindaci che hanno derubato e dilapidato le sostanze dell'Italia. Portarlo a tutti i livelli della politica, guai, mai toccare i 40 anni di onorevoli, 50 anni di senatore. Dico, se non c'è un ricambio non generazionale, perché io mi sento un ragazzino ancora, mi sento di dare ancora molto. Un ricambio nella politica allora ci deve essere. Il ricambio deve essere a tutti i livelli della politica. Se non c'è un ricambio a tutti i livelli della politica, 2 mandati sono già tanti. Uno fa politica a vita, fa 2 mandati di sindaco, 2 mandati di onorevole, 2 di senatore, 2 di consigliere regionale, può girare su tutti gli scranni della politica. Ma non più di 2 volte, questa è l'idea. Anche gli scranni, scusa un secondo, un attimo solo, c'è una telefonata in attesa. Pagati, lautamente pagati, da consigliere regionale a onorevole senatore. Sì, ma non dovrebbero essere così lautamente pagati, questo è un altro problema. Questo è un altro problema. Un attimo solo, la interrompo, che abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dove chiama? Buonasera, chiamo da Alto Vicentino. Sì, prego. Ecco, direi una cosa che purtroppo io sono una persona che ha sempre votato al centro-destra e adesso non saprei chi votare, eppure ho fatto anche l'amministratore anni fa, insomma. Il popolo, la gente è veramente stralunata dagli eventi che abbiamo sentito negli ultimi anni. Sono cose veramente che schifano, fanno male a tutti. Io vorrei fare una proposta, ma perché una volta, quando c'era il vecchio Rumoro e gli altri che hanno finito la loro politica quando sono morti, adesso ci sono persone che hanno 60-65 anni che già sono in politica da 40-45 e stanno ancora lì a pontificare. State attenti, ci hanno portato in questo baratro chi? Quelle persone che ci hanno governato tutti, destra e sinistra, che si vuole, negli ultimi 30-40 anni. Io faccio questa proposta: questi si mettono da una parte e lasciano anche gli amministratori che hanno fatto, gli amministratori alla base, parlo dei sindaci, non dalla provincia in su, regione e Stato, e quelli che sono giù a Roma, vadano a casa, ma perché la gente non ne può più. Credetemi, io sono una persona che, insomma, sono laureato, sono una persona che sono adesso in pensione dalla scuola e così via, e si sentono di quelle schifezze. Io dopo una vita di lavoro, di insegnante, credo, ho fatto anche il sindaco, insomma, no? E sempre in modo onesto e così via, si sentono questi schifezzi, la gente è veramente nauseata. Sono avvenute delle rivoluzioni che hanno cambiato il mondo, no? Ma cosa ci vuole? Una rivoluzione cruenta per eliminare queste persone? Ma ditelo, è una cosa vergognosa. E purtroppo sì, ieri sera ho sentito per televisione, Taormina ha detto purtroppo ci vuole una rivoluzione. Vadano a casa, sono dei segni veramente schifosi che ci lasciano giorno dopo giorno queste persone. Assolutamente. Ha capito? Ecco, ma guardi, tutti i giorni si sente, bisogna parlare con la gente, con la base, con chi che non arriva al 27, con chi veramente che sta soffrendo, che non manda i bambini all'asilo perché non hanno soldi e così via. E si sentono dirigenti da 200.000 euro, 300, 400.000 euro, che prendono tanto fa Obama. Ma assolutamente, soprattutto non capiscono la situazione di chi ha difficoltà, cioè vivono in un altro mondo, veramente non le capiscono. Siamo in un altro mondo, cioè più di Obama. O più di Obama. Il presidente della provincia di Bolzano prende 27.000 euro al mese di appannaggio. Ecco,
Ma perché è a statuto speciale? E siamo in Alta Italia. Ma come si fa? Ma è possibile, cioè volevo dire, per carità, la Sicilia abbiamo sentito, insomma queste cose che state dicendo sono cose sacrosante, però bisogna sapersi mettere da una parte. Adesso io, per carità, dico Renzi, io non ho mai votato da sinistra, però effettivamente questa volta se Renzi ce la fa, io ho votato sempre alla destra, ma vado con Renzi, che vadano dentro i giovani, che vadano da una parte tutti quelli che ci hanno portato in questo baratro. Certo, ci schiviamo di Monti, è una persona di cultura. Ieri sera ho sentito anche da Moretti da Vicenza, che era intervistata, ha detto abbiamo dei politici bassa lega, cioè veramente di bassa cultura. Lottano soltanto per la sedia, non c'è niente sotto. Chiaro, grazie molto del suo intervento. No, per curiosità, da che comune chiama? Sono nel comune di Braganza io, ecco. Perfetto, grazie molte, arrivederci, buona serata. Tirando un po' le somme perché siamo arrivati al termine, che cosa è emerso? Quindi che cosa farete? Perché poi i cittadini, avete visto, ci mandano messaggi di tutti i tipi, vogliono che qualcosa venga fatto prima di arrivare alla rivoluzione cruenta, spiegando che non ci sia perché dopo destabilizziamo uno Stato che già è abbastanza destabilizzato di suo. Che cosa proponete voi? Allora, quindi la somma... Per le questioni dei piccoli comuni, che assolutamente venga data la deroga al patto di stabilità per i piccoli comuni e che non entrino in patto dal 1° gennaio, altrimenti non riusciremo più. Ho visto prima un messaggio, un buon sindaco deve occuparsi affinché tutti i cittadini abbiano il necessario. Ecco, sarà difficile farlo perché le spese sociali fanno parte di questo occuparsi. Quindi la deroga assolutamente al patto di stabilità e un ritorno di autonomia all'interno ovviamente di quella prevista dalla Costituzione per gli enti locali. Per quanto riguarda il discorso più generale, dovremmo cercare di dare spazio almeno nei comuni ai giovani e alle giovani idee. Farsi da parte dopo i 2 mandati, cercare di allevare dei giovani e di avviarli un po' alla politica e sperare che i partiti diano spazio anche a sindaci che magari hanno finito il loro mandato, hanno accumulato un'esperienza e potrebbero dare qualcosa anche a livelli più alti. Tornare a dare la possibilità ai cittadini di eleggere le persone, quindi riforma elettorale è una cosa di estrema importanza a mio modesto avviso. Ecco, vediamo l'ultimo servizio preso da TG4 relativamente al discorso dell'IMU, perché poi ne abbiamo parlato non più di tanto perché poi non è il tema principale, però in ogni caso è rilevante perché sono finanziamenti di non poco conto. Vediamo insieme. Un altro fronte sul quale non è facile vederci chiaro è quello dell'IMU. Nel 2013, dice il governo, l'intero incasso tornerà ai comuni e non sono pochi i sindaci che vorrebbero ridurre le aliquote, ma devono fare comunque i conti con una riduzione dei fondi che poi arriveranno a loro dallo Stato. Vediamo. IMU si cambia. A partire dal 2013 l'intero gettito della nuova tassa sulla casa entrerà nelle casse dei comuni. La svolta dopo un vertice tra l'ANCI e il governo, una decisione che arriva dopo un lungo braccio di ferro con i sindaci schierati contro l'esecutivo. In ballo ci sono 21 miliardi, tanto vale l'imposta municipale unica. Ma i primi cittadini promettono fin d'ora una riduzione delle aliquote, magari parametrando il peso delle imposte sugli immobili, sui redditi o i componenti del nucleo familiare. Faremo di tutto in questa direzione, ha assicurato Graziano Del Rio, presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani. Una vittoria non a costo zero per i comuni, che dovranno rinunciare al trasferimento di altre somme statali, ma potranno gestire completamente i propri incassi fiscali. E allora che ne dite di questa soluzione? Io credo che questa soluzione bisogna capirla bene, perché non vorrei Dove sta la fregatura? Sì, perché è molto semplice. Qua allora, al comune andrà l'IMU sulla prima casa e sulla seconda casa ritornerà una parte allo Stato oppure quasi tutta allo Stato. Bisogna capirla bene questa qua, perché si parla di IMU, ma l'IMU ha delle differenziazioni sulla prima e sulla seconda casa. Assolutamente sì. Siamo arrivati al termine, perché dobbiamo chiudere la trasmissione. Vuole fare una battuta proprio di chiusura, un auspicio, una speranza per chi ci ascolta? La speranza è, io dico,
state vicini comunque alle istituzioni, soprattutto quelle locali, perché buttare tutto significa sostanzialmente buttare anche un prezioso patrimonio. State vicini ai sindaci e incalzateli se vanno incalzati, e cerchiamo di ottenere con questo una autonomia vera che permetta al cittadino di controllare in maniera vera e reale la spesa locale. È quella che più direttamente incide sulla vita di tutti i giorni ed è una sfida che noi sindaci ci prendiamo fino in fondo. Battuta? È l'unica istituzione che può difendere il cittadino. Sì, l'abbiamo visto in questi giorni, per ritornare alla festa nazionale dei piccoli comuni nel nostro comune, voglio dire una partecipazione che non si sperava, non tanto con i cittadini che arrivano, ma con tutte le forze messe in campo, di giovani, di associazioni, una cosa quindi voi avete la responsabilità che mi anche permetto di ringraziare assolutamente. pubblicamente. Io vorrei allora, lanciare un grido d'allarme che se perdono i comuni, perdono i cittadini. Ecco, con questo noi chiudiamo il nostro appuntamento serale. Io vi aspetto come sempre naturalmente domani nella diretta alle 12:40. Ringraziamo i nostri ospiti di averci aiutato a comprendere queste dinamiche, a portarle alla luce, perché se ne parla veramente poco e succedono le cose, non ce ne rendiamo neanche conto, mentre ci fanno intendere che altre siano le notizie. Senza dubbio sono tutte di uguale importanza, però ce ne sono altre che ci riguardano più di vicino, alcune che ci riguardano più da vicino, come ad esempio queste. Io vi auguro un buon proseguimento, buona serata, grazie ancora. Le repliche sono naturalmente alle 21 mercoledì e il sabato, comunque guardate su TV7 News e canale 87. Grazie ancora, arrivederci. Buonasera. Buonasera a tutti.